corredo d'ogni parte di questa grammatica, ma questo a maniera vinza de ogni a disposizione di chi legge questa grammatica adesso su in tanti adesso su di tutto canto su sardo, no? E se la ricordavo Paolo prima dei canto bidda sapo posto destro su e dei cantos autori sapo e cantos autori sapo nominare fendi esempio su della fraseologia cosa in soro poi fai abire insomma su chi in si studi questa lingua ha posto in chiaro. Sapannare che mi sei agattato in difficoltà, poi studi a pizzo di questa lingua sarda, come lingua di maniggio, non lo indati. Castiaia devo conoscere i scetti, si studio di un inglese, Francesco, seditore, mi deve aiutare a ricordare il suo nome, Sardinian Syntax, insomma, come teste? Michael Allen Jones, questo Jones, insomma, un inglese che veniva in Sardegna e se non sbaglio in saída dell'Ula dove stava uno scantando su a fuordare con sa gente, quando vedevo presentata in sua università questa traduzione che è stata pubblicata in Inghilterra in inglese, e attenzione, questo studio a pizzo della sintassi di Susardo. Roberto Bolognesi, uno linguista dell'inglese, insegna in Olanda, da Forriata in sardo, in italiano, editore Condaghes, e quando Dante presentata in Università di Castello, Jones ha fatto tutto quanto in sardo, a saluvulesa, cioè curioso, ma insomma non è difficile. Ha fondato in italiano, quando mai, insomma, se usa questo punto. Ecco, studio su però a pizzo della lingua sarda come lingua de maniggio, lingua comune, no? Ponare tutto quanto su minare questa gente. E non lo innati, ma è una cosa terribile. E ti studi antifatto in sarda a pizzo di Susardo. La paica i studi a pizzo di Susardo l'ho indato un'infinità di una cosa che non veniva bene. Ma ti studi antifatto. È un'antifatto archeologia, studiamo una storia di questa lingua, di un di bene di fuedo, senza la etimologia dei fuedo di Susardo, una buona parte dei fuedo di Susardo, attenzione, poi questa parte in manna dei fuedo di Susardo, più antifatto si sardo, si tutto, attenzione, però noi abbiamo uno bello dante di fuedo su chi il sardo puro antificavo di altra lingua, si narra che il sardo è una lingua neolatina, eccetera. In tal ragione poi narra qualcosa che distingue di più la lingua sarda, con di cosa che distingue la lingua latina pure come distingue l'italiano e tutte le altre lingue neolatina di oggi. Pensai per esempio a questa coniugazione dei verbi su, no, con ses personas, deo cantu, cantas, cantata, cantaus, cantais, cantanta, così. E da fatto sul latino, lo vai su sardo, lo vai in tutte le lingue neolatine, tanto monarri una cosiddetta insomma. In Sara è una lingua neolatina che però come funzionamento, come lingua di maniggio, noi ho studiato, anche studiamo storia, anche studiamo sul lessico, poi un'altra cosa che anche studiamo è la differenza tra locutoreso, nureso, locutoreso c'è occidentale e orientale, noi siamo del sud e adesso no. Altri cercavo insomma di fare tutte le differenze possibili di tipo dialettale. Noi che abbiamo studiato la lingua posso dire la lingua sarda è rigorosamente unitaria. Va bene? E non posso verificare e dimostrare questa grammatica, penso che sia una buona dimostrazione di gusto, ma certamente ognuno che voglia di studiare potete verificare il gusto. Anti studiavo a porne la casa, a biri differenze, non a biri unità di questa lingua, no? E a biri come funziona su sardo, come il sardo su feo, su a concordare il suo pensamento, insomma, no, queste cose non le sanno studiate. E in Sara sono veramente terribili, poi studio a pista su funzionamento, una rausa sa sintassi bruscatto dessa grammatica, non lo indati, no? E qual è questa difficoltà di chi ha pagato? Beh, questa difficoltà di prumana che ha pagato è può fuori del congiuntivo, su modo congiuntivo. Poi vabbè, il maniggio si fa di nisopera, si chiama dice la popio. E però a un certo punto mi veniva su dubbio, ma su sardo, a parte su congiuntivo presenti,
chi deo canti, a parte sul congiuntivo passato, chi deo appa cantau, fai sul congiuntivo imperfetto, come in italiano, che io cantassi, fai sul congiuntivo trapassato, che io avessi cantato. No, io mi sono sempre di bruso convinto che questo è una cosa che antificavo in peso dell'italiano. Mannarica, penso di essere abbastanza bene in strada, con sicurezza in strada, poi ci rivinza da onde derivava questo manigio che è dei studiosi, non da gente. Vinza si in buca della gente pure, potevo scattare carinco una cositella, però non era che un vago di condizionamento riteneso assolutamente dotto. E in Sara, quando fui fuori del suo congiuntivo, vosaltros non pensai che canto testo e canto autore si appanalizzato pobiri itta manigio antifatto del suo congiuntivo, poi mi rendi conto insomma itta vodi adesso e poi itta tornare gli studi a pizzo del funzionamento del sardo no. Vabbè, penso insomma però hai fatto una rausa su tanti assolutamente necessario insomma pubblica l'este di adire sulla grammatica della lingua sarda in Sara insomma di tutto canto su sardo devo spero che non sessi solo riao troppo poi simile a sai fuori dai averlo vinto sa crasa e mannarri questa cosa più bella gli da essere si vede domanda naturalmente si tenesi abbetti a se ne vai obiezioni no in italiano poi è sempre questa cosa più bella poi questa cosa più bella è sempre a ragionare. Grazie. Come te comprendi, Mario, il professore si lo stentava con questa lingua sarda, con questa grammatica. Ricordo che questa grammatica deve essere su disco, su CD e su dizionario, che non è cosa di vago conto, se sicuro. E dunque questa opera che tutti gli studenti questa lingua deve sicuramente da in domo, ma scrive stimanta pure, non è cosa che noi da roba su scaffarli. Noi ci gente io con qua cosa e dunque le convido a bene noi per poter dare tutto precongioso. No, adesso sto riprendendo quello che su in YouTube. No, ma se nunca se non tengai brigungia o in tanti non mi naresi professore una volta mantinavo che fui lessicografo e questo fu domani basta camminare rimani che andava bene poi che non si manco per i professori poi mi pensionavo in Sara ci rullavo la suo quello è Roberto Iba già mi conosce mentre io sono venuto volontario devo domandare studiando di appagato un documento su notarile esatto amministrativo su in Sadro tra 600 e 700 prima di arrivare a Piemontese poi andare a scrivere italiano ma notare pure e questa è una riflessione che magari vai ascoltando che li vuoi essi su crasi sul futuro della lingua sarda non scelto il futuro letterario ma poi tornare a essere una lingua amministrativa pure una bella domanda dunque questo è in conca dei sardos poi questa cosa che devi comprendere è che su sardo è la lingua della normalità dei sardos non ci manca di parlare insomma però provai a pensare a voler narrare normalità no? E ita non è normalità